Center parla la commessa di Mestre che si è offerta come ostaggio al posto della collega. All'inizio sembrava uno scherzo di carnevale, poi la paura, dice: volevo proteggere Giorgia, per me è stato naturale. Non c'è pace per Marcon. Nel pomeriggio l'allarme bomba dopo la telefonata anonima che avvertiva di un ordigno all'interno della SME, evacuati clienti e dipendenti artificieri sul posto. Al grido di Ilaria Salis, libera subito e siamo antifascisti, una trentina di attivisti del centro sociale Rivolta hanno occupato il consolato ungherese a Venezia. Intervento della Digos. A Sanremo un siparietto contro la violenza sulle donne e l'attacco social di Elena Cecchettina. La performance ieri sera del cast di Mare Fuori, la replica di Amadeus. Rispetto la sua opinione, ma a me è piaciuto. Disagi e code, voli cancellati anche all'aeroporto di Venezia per lo sciopero generale nazionale del personale del comparto aereo e aeroportuale. Il rischio acqua alta incombe sul carnevale da stanotte a domenica al Mose. In preallarme sono previsti 3 picchi di marea. Se le quote verranno confermate, le barriere si solleveranno. Tutto pronto a Venezia per il ballo del Doge che andrà in scena domani sera nell'imponente cornice della Scuola Grande della Misericordia, una serata all'insegna della passione. Partiamo all'assalto della gioielleria di Marcon. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. Parla Federica, la commessa che si è offerta come ostaggio al posto della collega. L'ascoltiamo. Ci hanno puntato tutte le armi addosso, ci urlavano sulle orecchie. Ho visto la mia collega in difficoltà perché obiettivamente eravamo entrambi in difficoltà, però lei, non so, ha il senso di protezione, così. Lo chiamerei senso di protezione. Ha visto la fragilità e il terrore della sua collega e amica Giorgia, più giovane di lei, e non ha esitato a offrirsi al posto suo per proteggerla, come farebbe una mamma o una sorella. Eppure Federica, la commessa della gioielleria presa d'assalto mercoledì sera al Vale Center di Marcon, non ritiene eroico il gesto di essersi offerta come ostaggio al posto di Giorgia, anzi. Non me ne rendo conto perché mi è venuto spontaneo farlo, però tutti me lo stanno dicendo, forse è un gesto eroico, a questo punto prendo atto anch'io. Ho pensato alla Giorgia, devo dire la verità, quando io gli ho detto prenda me non lei, semplicemente vado sul personale, lui ha detto va bene, ha lasciato lei, ha preso me, siamo usciti e poi hanno caricato tutto, la rifurtiva sono montati in macchina loro e a me mi hanno lasciata lì in parcheggio libera, questo è, sì. Quando li hai visti andare via, come si è sentita? Boh, non lo so perché si parla di minuti, secondi, minuti, io ho detto se ne sono andati, mi sono girata e sono tornata senza correre, proprio tranquilla in negozio e lì poi c'era la mia collega, io tremavo ovviamente, lei era proprio in lacrime care, quindi l'ho abbracciata, insomma dopo c'è tutto il conforto umano che è giusto che ci sia tra colleghe. Felice e sollevata che eravamo vive, la mia preoccupazione era rimanere vive, sinceramente, per quello forse ero un po' lucida. Anche se tremavo e avevo l'ansia, il tachicardia, però ho detto qua bisogna, tante persone ci amano, dobbiamo rimanere qui per noi e per loro. Federica evidenzia come anche Giorgia abbia mantenuto sangue freddo mentre il bandito, Mancino, la teneva bloccata col Kalashnikov in attesa che gli altri uscissero con la refurtiva. Quando lei era come ostaggio in corridoio, lei era ferma e lucida, anche lei bravissima. Una voce, quella di Federica, che denota una donna di tempra e carattere. Forse per questo ha saputo affrontare così lucidamente e con coraggio la situazione, che all'inizio però non credeva reale in una giornata come tante altre. Io e lei stavamo facendo proprio le vetrine insieme, proprio lì, la prima vetrina in entrata del negozio. Le vetrine. Ce li siamo trovati davanti, io pensavo fosse uno scherzo di carnevale. Hanno subito puntato le armi, si sono avventati su di noi, ma io ho detto, la gente si è rimasta gentile, ho detto ma dai è uno scherzo. E lì lui mi ha preso a me, proprio uno mi ha preso per il maglione, mi ha portato sulle vetrine e fa non è uno scherzo, apra, e da lì basta, poi abbiamo realizzato insomma tutte e due che era proprio una rapina armata. In negozio solo loro due, le uniche che hanno sentito parlare, anche se per poco, i banditi. 2 minuti che sono sembrati un'eternità. Ci sono sembrati un'eternità sicuramente, sì. Poi la fuga nel parcheggio esterno, la fine dell'incubo. Per Federica il suo gesto è stato naturale, ma in molti non la pensano così. Quando poi mi hanno sentito che stavo bene, tutti mi hanno detto Madonna Federica, però io non avrei fatto così, io mi sarei fatta prendere il panico, io avrei pianto, a me mi sarebbe venuta una crisi isterica. Cioè ognuno mi dice la sua versione secondo loro, però in realtà finché non vivi l'accaduto, io dico no, guardi che forse anche voi vi sareste comportati così. E tanti mi dicono assolutamente no.
Le parole oggi su questo assalto del sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari. Certamente spaventa, ma noi stiamo affrontando come governo e come Ministero con una serie di iniziative che sono quelle ad esempio che abbiamo portato a termine con i vari decreti fino ad oggi, ma che sono quelli che abbiamo previsto nel disegno di legge sulla sicurezza che a breve entrerà a far parte dell'esame soprattutto alla Camera. Da lì partiremo con ovviamente ancora più impegno. Certo che ci vuole un lavoro di squadra, quindi anche l'atto Ministero dell'Interno che ovviamente ci sta dando supporto. Abbiamo bisogno di maggiore attenzione, cosa che ovviamente questo governo sta dando rispetto al passato. Non c'è pace per l'area commerciale di Marcona dopo la rapina a mano armata, ora a essere presa di mira e la vicina SME. Erano le 15:32 quando il direttore del negozio ha ricevuto una telefonata che avvisava che era stata posizionata una bomba all'interno della struttura. L'intero edificio è stato evacuato, clienti e dipendenti sono stati allontanati, l'area è stata transennata. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli artificieri. Fortunatamente è risultato un falso allarme. Noi abbiamo raccolto la testimonianza del sindaco di Marcona e del direttore dell'area commerciale della SME. C'è stata questa telefonata verso le 15:32 per la precisione, di uno che diceva che dovevamo evacuare entro 15 minuti, altrimenti sì, che c'era una bomba all'interno del punto vendita. L'ha ricevuta lei questa telefonata? No, l'ha ricevuta l'area centralinista che mi ha avvisato e come dal nostro piano di emergenza abbiamo deciso di evacuare. La polizia ha controllato che non c'era niente, quindi era un falso allarme e adesso riprendiamo le attività. I clienti sono stati fatti uscire? I clienti sono usciti col piano di emergenza che noi adottiamo quando ci sono questi casi o altre cose. Insomma. Quante persone c'erano all'interno? Penso tra i 50 e 100 persone. Direi che è proprio uno scherzo di pessimo gusto. Siamo anche sotto carnevale, quindi però insomma è un peccato perché ha rovinato mezza giornata lavorativa. Insomma. Questa non è una settimana fortunata per la nostra realtà e è l'ultimo evento che ci saremmo pensati di dover gestire. Attivisti del centro sociale Rivolta occupano il consolato ungherese a Venezia. Salis libera hanno inneggiato con slogan e striscioni. Libera subito! Ilaria libera! Libera subito! Ilaria libera! Ore 9:30 una quarantina di attivisti del centro sociale Rivolta hanno occupato la sede del consolato ungherese a Piazzale Roma per sollecitare la liberazione di Ilaria Salis, la 39enne italiana detenuta in Ungheria dall'11 febbraio scorso con l'accusa di lesioni a 2 neonazisti. All'interno del consolato i partecipanti del Blitz hanno esposto uno striscione con la scritta Ilaria Salis libera subito. Vogliamo Ilaria libera subito e siamo qua per fare pressioni sul governo ungherese e sul governo italiano per parlare di questa questione, per riuscire a far vedere che ci sono persone che si attivano di fronte all'assenza totale del rispetto dei diritti umani in Europa, con la collaborazione del governo italiano a un governo come quello ungherese di estrema destra che sta tenendo da un anno in carcere una persona solo con l'accusa di essere antifascista. L'iniziativa si è svolta mentre il ministro della giustizia Carlo Nordio era in visita a Padova per l'inaugurazione dell'anno accademico. Appresa la notizia dell'occupazione del consolato da parte dei militanti del centro sociale, il ministro ha risposto. È un reato e quindi procederà la magistratura. Sulla vicenda Salis, Nordio ha ribadito successivamente. Quello che ho detto ieri in Senato e alla Camera corrisponde a quello che sono le regole e le leggi che disciplinano la sovranità giurisdizionale dell'Ungheria e dell'Italia e non vi è quindi nessuna novità. All'aeroporto di Venezia ora per lo sciopero generale nazionale del comparto. Ogni lavoratore ha diritto ad avere le giuste remunerazioni. Ogni lavoratore ha diritto a lavorare serenamente.
Disagi e code anche all'aeroporto Marco Polo di Tessera per lo sciopero generale nazionale del personale del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, proclamato per tutta la giornata dalle organizzazioni sindacali di base. Io pensavo di aver trovato un lavoro dignitoso dove comunque avevo delle soddisfazioni, venivo pagata il giusto, invece mi ritrovo che dopo aver fatto già 2 contratti mi ritrovo che ho un contratto per niente dignitoso dove mi tocca lavorare di più e avere meno soldi. Io così non ce la posso fare, anche se sono una ragazza di 23 anni, ho comunque degli obiettivi, comunque delle spese da portare avanti che così non posso portare. La protesta è per il rinnovo dei contratti sia degli handler e per il problema della Trivento Sicurezza che non esiste più perché è stata assorbita per quanto riguarda la sicurezza aeroportuale da Sicuritalia. Disagi anche a Treviso e Verona con rallentamenti nelle procedure di assistenza ai passeggeri e alle aeromobili. Solo per l'aeroporto di Tessera su 93 voli previsti in partenza 23 sono stati cancellati, mentre su 93 voli previsti in arrivo ne sono stati cancellati 20. Noi chiediamo che venga riaperto immediatamente il tavolo delle trattative per concludere una contrattazione che sia degna di questo nome. Ad una settimana dalla laurea la vicenda di Giulia Cecchettin torna sul palco dell'Università di Padova e con lei anche la protesta al Festival di Sanremo. Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci perugine e soprattutto sono frasi sull'amore, ma l'amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne. Elena Cecchettin ha criticato duramente l'intervento del cast di Mare Fuori dal palco di Sanremo sul tema della violenza contro le donne. La sorella di Giulia condivide il post della scrittrice Carlotta Vagnoli che ha definito l'intervento dal palco dell'Ariston degli attori di Mare Fuori come un siparietto intriso di pink washing. Non è tardata ad arrivare la risposta di Amadeus. Esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia e rispetto il suo parere, ma secondo me l'intervento di Mare Fuori è stato bello. Non sarà invitata sul palco e non la chiamerò. Chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare, ha aggiunto il conduttore del festival. Esattamente una settimana fa Elena Cecchettin aveva parlato dall'aula magna dell'Università di Padova per il conferimento alla laurea alla memoria di sua sorella. Durante l'inaugurazione dell'anno accademico la rappresentante degli studenti Emma Ruzzon ha voluto ricordare le parole di Elena del Padreggino, rivolgendo un monito alle istituzioni che ancora non hanno messo in campo azioni concrete. Serve il coraggio di riconoscere il proprio ruolo di formazione di cittadini prima che di lavoratori specializzati. Alle istituzioni e alla politica all'ascolto dico: ci tocca constatare con grande rammarico che è stato deciso di ignorare il rumore delle piazze, ma dopo tutto questo dolore e dopo tutta questa rabbia non prendeteci in giro. Non si nasconda una colpevole inerzia dietro frasi di circostanza e superficiale interesse. Si cominci ad esempio rifinanziando a dovere i centri antiviolenza. Non vogliamo più doverci accompagnare una persona cara e sperare che ci sia abbastanza personale per poterla aiutare. Alla vigilia del giorno del ricordo a Marghera, la cerimonia per non dimenticare l'orrore delle foibe. Nella solenne cornice del piazzale dedicato ai martiri giuliani e dalmati delle foibe a Marghera si è svolta una toccante cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai caduti delle foibe, resa ancora più significativa dalla presenza delle autorità cittadine e di diversi bambini di alcune classi elementari. In un clima di commosso ricordo, i rappresentanti delle autorità hanno reso omaggio ai martiri, rinnovando il giuramento di non dimenticare mai il sacrificio e la sofferenza di coloro che hanno perso la vita in quei tragici avvenimenti che hanno segnato la storia del nostro paese. È una cerimonia sempre molto emozionante, partecipata, un momento in cui la comunità si stringe attorno al ricordo di coloro che furono costretti ad abbandonare le proprie case, la propria terra, coloro che furono uccisi davvero in maniera atroce. Tra gli illustri partecipanti si sono distinti alcuni testimoni diretti di quella tragica pagina della storia italiana, come Carlo Zohar di Castenegger, nato a Zara nel 1932, la cui testimonianza personale ha contribuito in modo significativo a preservare e diffondere la memoria delle atrocità delle foibe e dei martiri che vi persero la vita. Un fratello è finito nelle foibe appena finita la guerra, dopo l'occupazione jugoslava, lo hanno prelevato
detto fascista, non aveva ancora 16 anni. Morte, case e terre perse. Anche il prefetto di Venezia, Darko Pellos, è un testimone di questa storia. I genitori erano esuli istriani. Mio padre era di Pirano e oggi mi fa piacere di poterla raccontare, ma soprattutto quello che voglio ricordare, oltre ai miei genitori, il fatto della dignità di questo popolo istriano, giuliano, dalmata, perché si sono ricostruiti una loro esistenza in questa terra, soprattutto nel Veneto, chi ha potuto essere ospitato in questa terra, e hanno confermato il legame indissolubile tra la Repubblica Serenissima, la Repubblica di Venezia e quelle terre che parlavano veneto, conoscevano che cos'era il Leone di San Marco, sapevano che cos'era la libertà. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dall'acqua alta. Da stanotte a domenica il Mose è in preallarme, vediamo. Dopo la nebbia di giovedì grasso c'è anche il rischio acqua alta a piombare proprio sui giorni clou del Carnevale di Venezia 2024. Il centro marea del comune ha previsto questa mattina 3 picchi di marea che, se confermati, vedranno sicuramente il Mose entrare in funzione, consentendo a Piazza San Marco, salotto buono della festa, e al palco di restare all'asciutto e quindi alla kermesse di potersi svolgere regolarmente. Il Mose, insomma, potrebbe salvare il Carnevale. Questa sera avevamo una previsione di circa 100 centimetri intorno a mezzanotte, domani mattina 110 centimetri alle 10:15, 120 alla notte tra sabato e domenica e 110 al mattino della domenica. Questi sono ovviamente valori che interessano il sistema Mose, che è previsto venga attivato per tutti e 3 gli eventi mareali, permettendo alla città di rimanere asciutta. Intanto è tutto pronto a Venezia per il ballo del Doge, che andrà in scena domani sera. Un trionfo di sogni, è un momento in cui l'immaginazione si libera e ovviamente non c'è nulla di più forte di un sogno per scatenare l'immaginazione. Dobbiamo vivere e nutrirci di sogni. Il Carnevale è un grande momento, è una grande opportunità per tutti i sognatori del mondo. E il Carnevale veneziano è anche il ballo del Doge, l'evento giunto alla 31esima edizione che segna il clou dei festeggiamenti mondani in città. Sogni, ma anche arte e una certa dose di ossessione sono l'ingrediente segreto per renderlo unico, come spiega Antonia Sauter, anima e mente del ballo, oltre che direttrice artistica del dinner show alla corte del Gran Khan a Cavendramin. Che è importante vivere la vita con passione e anche un briciolo di ossessione. Ossessione per la bellezza, ossessione per la nostra Venezia, in positivo naturalmente, e ossessione per il ballo del Doge. Per cui quest'anno il titolo è proprio questo, Carnival Obsession, il mio ballo del Doge. Nel parterre internazionale brillano Alba Parieti, l'attrice Violante Placido e la stilista Elisabetta Franchi. Sarà un'esperienza multisensoriale nell'imponente cornice della Scuola Grande della Misericordia, uno spettacolo che si compone come un musical di più registri interpretativi che coinvolgerà gli oltre 500 ospiti internazionali presenti. Ci saranno tante sorprese e molte novità. Ci fermiamo, si chiude qui il telegiornale di Venezia, spazio al telegiornale di Treviso e prima ovviamente come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. La prima perturbazione di febbraio porta un diffuso maltempo. Weekend di carnevale dunque con la pioggia. Vediamo il dettaglio di sabato. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni sparse al mattino, a seguire via via più diffuse con intensità da debole a localmente moderata.
Temperature in aumento, minime tra 7 e 9 gradi, massime tra 9 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto con piogge piuttosto diffuse, in genere abbondanti e intense. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e anche forti, dunque poche novità. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.